Ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. L'iniziativa del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che chiederà formalmente all'Unione Europea fondi per finanziare la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina, rappresenta una bellissima notizia per la Sicilia, per la Calabria e per l'intero Paese. Lo ha dichiarato Matilde Siracusano, sottosegretario ai rapporti con il Parlamento. Con il centrodestra al governo, ha aggiunto, si fa sul serio. Il ponte sullo Stretto è una battaglia storica per Forza Italia e l'esecutivo guidato da Giorgia Meloni sostiene convintamente quest'opera. I primi passi del ministro Matteo Salvini sono davvero incoraggianti, ha concluso. Un'escursionista si è ferita durante una gita alla riserva dello Zingaro di San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco a bordo di un elicottero partito da Catania per soccorrere la donna, che ha riportato una lesione alla gamba. L'escursionista è stata issata a bordo con un verricello e poi consegnata al personale sanitario per essere trasportata all'ospedale di Trapani. Sono intervenute anche una squadra del comando provinciale di Trapani e una squadra del personale speleologico alpino fluviale. Una grotta dell'Etna è stata dedicata a Piero Angela. Si tratta di un omaggio da parte dei due fratelli escursionisti, Dario e Paolo Teri, che durante una delle loro esplorazioni nelle numerose cavità presenti sul vulcano si sono imbattuti in una grotta di cui non conoscevano l'esistenza. I due hanno quindi deciso di dedicare la cavità etnea all'immenso giornalista, conduttore televisivo e divulgatore scientifico morto lo scorso 13 di agosto. La grotta si trova in località Sciara del Follone, nel territorio di Randazzo. E chiudiamo con il meteo, previsioni avverse per domani in Sicilia. Nella mattinata il cielo sarà parzialmente nuvoloso su gran parte della regione, con possibili precipitazioni soprattutto sul territorio messinese. La situazione peggiorerà nelle ore pomeridiane, con rovesci che si concentreranno in particolar modo nel catanese. Nella serata potrebbero abbattersi forti temporali prevalentemente sulla costa orientale dell'isola. La Protezione Civile regionale ha diramato infatti un'allerta meteo gialla che vede coinvolti i territori del Ragusano e del Siracusano. Le temperature saranno in linea con i giorni precedenti. Ed è tutto per questa edizione dalla redazione di New Sicilia. L'augurio di una buona serata. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.